Noi abbiamo in 2 settimane preso questa applicazione e simulato dei casi reali. Imprenditore nel settore informatico, il trevigiano Alberto Zannol è a capo dello studio che ha testato la sicurezza in termini di rispetto della privacy della tanto discussa app Immuni, quella che dovrebbe segnalare al cittadino se è stato negli ultimi 14 giorni a contatto con un soggetto positivo al Covid. L'applicazione non presenta alcun dato personale, alcun dato sanitario, l'applicazione stessa non è a conoscenza, quindi non esistono all'interno dell'applicazione nel modo più assoluto né dati anagrafici della persona né dati sanitari. Va da sé quindi che la privacy è totalmente tutelata. Nessuno scambio dunque tra dispositivi attraverso questa app, garantisce Zannol, proprio mentre tra i social è un fiorire di inviti a cancellare il proprio contatto dagli smartphone in cui l'applicazione è stata scaricata. Il fatto di dire cancellatemi dai vostri contatti se avete scaricato l'app è una baggianata perché di fatto l'app non ha accesso a nessun'altra risorsa del telefono, quindi è assolutamente impossibile. App realmente funzionante se almeno il 60% della popolazione la utilizzerà, prosegue l'esperto, che sull'opportunità ora di questo strumento si spinge a esprimere un parere, sottolinea, personale. È un momento perfetto per avviare una sperimentazione o un test. Quindi quando c'è il tempo anche di misurare l'iniziativa e prendere mano alla gestione dell'iniziativa stessa. Si teme il ritorno di una seconda ondata verso l'autunno, quindi a maggior ragione se il sistema è già in funzione ed è già diffuso a livello nazionale, ci aiuterà sicuramente ad essere già pronti nel caso in cui dovesse presentarsi una seconda ondata.